Il mazzo di fiori consegnato alla mamma, l'abbraccio e la stretta di mano al papà. I ragazzi del calcio Riese Vallà hanno voluto manifestare così l'affetto e la vicinanza di tutta la comunità alla famiglia di Sukraj Ratori, il 14enne morto all'improvviso dopo un malore durante l'ora di ginnastica all'Istituto Bersanti di Castelfranco. Le lacrime, l'applauso, tanta la commozione in campo. Una partita giocata con il cuore per ricordare lo sfortunato giovane e la sua morte senza ancora un perché, e gli amici ed i compagni di scuola hanno voluto ricordare il ragazzo anche con una maglietta che hanno indossato tutti insieme. Per sempre nei nostri cuori c'è scritto accanto alla foto con il volto sorridente di Sukraj. I genitori non riescono a darsi pace. Pur avendo avuto qualche svenimento in passato, ripetono, ora Sukraj stava bene ed aveva appena ricevuto il certificato per l'idoneità sportiva agonistica. Ora resta il dolore e la commozione per tutto l'affetto manifestato da chi voleva bene a Sukraj. Siete tutti figli miei, ha detto papà Jasbir, abbracciando ad uno gli amici del suo ragazzo.